penso che sia quello che tutti noi volevamo, noi istituzioni bellunesi, superstiti, sopravvissuti, insomma è il coronamento di un percorso iniziato nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila che ora si concretizza e per noi non possiamo che esprimere soddisfazione. L'archivio processuale del Vajont rimarrà a Belluno. Il fascicolo composto da 5.205 documenti sarà custodito per sempre nell'Archivio di Stato di Belluno per onorare la memoria delle vittime del disastro del 9 ottobre 1963. È una bellissima notizia, devo dire che io ho incontrato il sottosegretario Mazzi e Vincima Grappa nell'ultimo 4 di agosto per la cerimonia che riportava i caduti e devo dire che lì abbiamo accennato al tema, ma oggi la notizia è arrivata. È stato il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi ad annunciare la pubblicazione del decreto firmato dal direttore generale archivi Antonio Tarasco che stabilisce la destinazione del fascicolo. 257 buste di documentazione prodotta sia dal Tribunale di Belluno sia dal Tribunale della Corte d'Appello dell'Aquila, dove tra il novembre del 68 e l'ottobre del 1970 si svolse il processo su uno dei più grandi disastri ambientali causati dall'uomo. Un grande lavoro di squadra. Un grande lavoro di squadra che soprattutto parte da quando abbiamo deciso di digitalizzare tutta questa documentazione, ne sono veramente 257 buste mi pare, un lavoro immane che ha avuto l'Archivio di Stato di Belluno come centro fondamentale, poi la Fondazione Vajont, il Comune di Longarone e tanti altri enti che hanno collaborato e hanno permesso che tutto questo venisse messo a disposizione dell'umanità. Tra qualche settimana la documentazione sarà messa a disposizione nel portale del MIBACT, un altro grande risultato per il quale si è lavorato per lunghi anni. Determinante il monito del presidente Mattarella sulla diga del Vajont. Soprattutto alla luce di quando alcuni mesi fa c'è stata questa notizia, un po' un fulmine a ciel sereno, che ci diceva che tutta questa documentazione doveva tornare all'Aquila. Io penso che sia intervenuto, io non ho certezze da questo punto di vista, ma penso che il Presidente abbia contribuito in maniera determinante affinché tutto rimanesse qui e quindi non posso che esprimere un grandissimo grazie anche a lui. La documentazione era custodita nell'Archivio di Stato dell'Aquila dove erano iniziati l'inventario e la digitalizzazione, sospesi a seguito del grave terremoto che il 6 aprile del 2009 colpì la città. È chiaro che questa documentazione che per legge doveva restare dove si era tenuto il processo è stata una cosa, devo dire, eccezionale e questa eccezionalità però sono convinto che il Vajont la meritasse perché questo rappresenta veramente la memoria e l'Archivio di Stato di Belluno la sta conservando in maniera perfetta e questo ovviamente ci aiuta. Noi è un po' la nostra storia è giusta che sia qua.